Mamma, mamma, sciuto pazzo, mamma, e vai. Chi non sa da Juventino è? Chi non sa da Juventino è? Chi non sa da Juventino è? Chi non sa da nata finale? Nata finale persa ancora, Juventino. E chiappati stu bicchiere in da baguette, Juventino. Ancora nata finale che pezzo. Ma buonasera a tutti amici, da Napurello 87 e si gode Coppa Italia al Napoli. Questo è per Francesca, dedicata a Gattuso e il nostro Napoli. Grande Gattuso che arriva al Napoli nella metà della stagione con un Napoli in difficoltà. Poi ci prende, ci porta in zona Europa League e poi ci porta alla finale con la Juventus, che poi la vinciamo pure, voglio. Meret, la prova del grande portiere stasera. Grande portiere Ospina, voglio ma Meret, che ha combinato stasera, che rigore da parata. Quello su Dybala, bellissimo. Quell'altro Daniele s'ha cagato sotto. Voglio ma vogliamo parlare della partita poi. La Juve ha fatto la partita, i primi 30 minuti, poi nel finale di primo tempo, negli ultimi 15 minuti del primo tempo, abbiamo pigliato a pallonate. Insigne 4 tiri in porta, un palo nel primo tempo, un palo nel secondo tempo. Cioè, a livello di occasioni concrete il Napoli è stato più pericoloso, quello di Elmas nel secondo tempo di palo. Hanno avuto pure culo, la Juve ha avuto pure culo. È vero che c'è stato il contropiede di Cristiano Ronaldo, ma la Meret è stato bravissimo. Anche sulla prima cavalcata, sempre di Ronaldo, tiro in porta, là un errore di Callecon. Il Napoli ha fatto la partita in attesa come era previsto, il Napoli si è messa lì, ha aspettato la Juventus che si aprisse per poi fargli male. La partita però non si è sbloccata perché un partitone da parte delle due difese, sia da parte della Juve di De Ligt e Bonucci che hanno fatto una partita perfetta, ma anche i terzini Alexandro e Quadrato, come da noi Di Lorenzo e Mario Rui partitone. Per non parlare di Maksimovic, voglio perché lo devo sannare, sta facendo delle partitone e poi come ha calciato il calcio di rigore, volimmo parlare come ha calciato il rigore Maksimovic. Mamma mia, Carmine, che bellezza! Ha spaccato la porta, inutile centrale, ha spaccato la porta, voglio. Per non parlare di Koulibaly, anche lui ritornato ai suoi livelli, voglio, su un cascena pazzo, voglio, si gode, voglio. Juventus, acchiappate sta coppa, che puoi sa tu, solo questa puoi alzare, mamma mia, come si gode, voglio. Sto godendo, voglio, mamma mia, Carmen, ti amo, Napoli, ti amo. Questo trofeo, ragazzi, è meritatissimo. Pure voi Juventini, se siete obiettivi, venite sotto il video, commentate e osannateci, voglio alzateci perché questo Napoli ha meritato la Coppa Italia, anche per il percorso che ha fatto, buttando fuori Lazio, Inter e la Juventus in finale. Meret strepitoso negli interventi su Ronaldo, però poi poca Juventus, diciamolo. La Juventus ha avuto poche occasioni nette per far gol durante i 90 minuti, è stato più pericoloso il Napoli. Voglio Zielinski, ottima partita, Demme ha fatto un partitone secondo me, non lo si vede tanto per le conclusioni in porta, che poi ha fatto una conclusione dove gli stava passando sotto le gambe di Buffon, ha salvato. Cioè Fabian Ruiz, anche lui non è che abbia fatto un grande partitone, però il suo l'ha fatto. La fase difensiva è quella che si è comportata meglio di tutti, secondo me, del Napoli. Insigne ancora una volta, grande partita, secondo me. Il migliore in campo, Insigne, voglio un'altra volta. Insieme a Maksimovic, ancora una volta. E pure Meret ci metto, Pure Meret, nonostante fossero due parati. Politano che entra ancora una volta bene in partita, così come lo stesso Elmas. Milik, mi aspetto sempre qualcosa di più, è sempre lui a divorarsi i gol, quei gol lì, Cavani e Higuain non li sbagliavano, Milik deve aggiustare pochi piedi, sa da accunciare pochi chili piedi. Invece dalla parte della Juventus mi aspettavo di più da Ronaldo in fase calante, si vede, perché veramente anche lui comincia a sentire la sua età, nonostante fosse un campione, ma con Napoli come mai fa solo un gol in tutta la sua carriera, sia con la maglia del Real che con la maglia della Juventus ha fatto un gol con il Napoli, al 90esimo quando il Napoli era sconcentrato, non era più in partita, quasi regalato quel gol lì. E nei tuoi secondi, ma come parla a fare più? Noi abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo noi i campioni di Coppa Italia, abbiamo vinto noi. Per l'anno prossimo teniamo cerchiato Coppa Maglietta. Mio caro Rubendino, un'altra finale e perso. Sto godimento è per te. Piglia la coppa del nonno, solo quella puoi vincere in finale. Non è per te. Le finali
non so per te. E se state godendo come Napoli all'87, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, ma soprattutto voglio. Buonanotte a tutti, Napoli all'87 e con la Coppa Italia in mano, forza Napoli, voglio.